questo diciamo è il vostro biglietto da visita per cominciare qui al salotto Arizona 796 These Days. No, you won't find someone new. Oh, life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Too young to feel these old. Watching the world turn cold. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All the troubles we lay to rest, and we wish we could come back to these days. Cigarettes in the ashtray remind me of those past days. I told you and I'm my last name, but that changed. And I traveled on the world, think me you gonna live now. I heard you want to Oxford, get a bottom and settle down. And every once in a while I start texting or write about a grub, but then I'll delete the messages. Think about you like the past time. I could write you a river, get you baptized, or I wasn't ready to act right. Used to always think I got you back right. I say the things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love was just a tool to remind us who we are. Then we are not alone, we were working in the dark. Someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All the trouble we lay to rest, and we wish we could come back to these days. We wish we could come back to these days. Grazie. Arizona 796, questa era These Days e diciamo potremmo dire che è una cosa anche di questi giorni recente, quella insomma di trovarvi tutti quanti insieme a suonare. Io vorrei chiedervi un po' com'è che a chi è venuta l'idea, chi è stato diciamo il primo a lanciare diciamo la sfida. Il Com'è? primo è stato il nostro chitarrista Samu. Ciao. Benvenuto, Sì, benvenuto. sì, è lui che ha dato l'idea iniziale, ha cercato di raggruppare un po' tutti noi e ormai da 6 mesi ci siamo messi lì a fare prove su prove. Che era stato reduce da un viaggio in Arizona ed è per quello che vi siete chiamati così. No, come aveva le foto della... No. No, purtroppo no. No, vabbè, adesso lo scopriremo magari strada facendo il perché diciamo di questo nome, però dicevi sono 6 mesi che vi siete trovati, immagino che già per il repertorio ci saranno state delle battaglie o è filato liscio lì. Avevate Ci gli sono stessi state gusti, parecchie un battaglie, po' di sì, battaglie, sì, è chiaro. Hai vinto tu perché sei la cantante, immagino. Giustamente, se non c'è chiaro. l'approvazione della l'unica donna qui. È chiaro. Senti, e quindi la prossima canzone diciamo loro non volevano farla, ma invece tu sì. No, scherzi. No, la prossima direi che è stata abbastanza approvata da tutti, dai. Più o meno. Senza troppe difficoltà. C'è stato forse qualcuno un po' contrario, qualche strumento, perché di che pezzo si tratta? Un pezzo diciamo Riptide. È un pezzo forse non tanto conosciuto, però penso possa piacere, sì, sì. va bene, noi lo sentiamo nella vostra versione. Vabbè. Vuoi dirci almeno chi era contrario al pezzo o no? Facciamo il bassista. Eccolo il bassista, sì. Il bassista, si vede che il giro di basso non era di quello. Vabbè, adesso vediamo come va. Comunque ce l'abbiamo qui, Arizona 7, è quello lì. Ecco, Arizona 7, ecco, occhio a quel microfono lì che te l'avevo detto, e solamente diventa una bomba. E non era questa, diciamo, l'intro del brano, ma adesso lo andiamo a sentire, gli Arizona 76. I was scared of dentists and a dog.
Grazie. Arizona 796 qui al salotto.